Cari telespettatori, rieccoci insieme, naturalmente supportati per affrontare questi capitoli che sono un po' complessi, ce ne rendiamo conto, di grandi cambiamenti che dovrebbero avvenire a seguito del PNRR. Ivana Fogo del Dipartimento Welfare CGIL del Veneto, ben ritrovata. Buonasera. Deve sempre aiutarci a comprendere e districarci in queste complessità. Perché? Perché quando parliamo di distretto, l'abbiamo già visto, quando parliamo di supporti alle famiglie che si trovano in difficoltà, di assistenza sanitaria, di numero unico anche per gli interventi, insomma di tanti cambiamenti, bisogna essere molto precisi, capirle, però poi bisogna, giustamente come dice lei, bisogna che vengano fatti tutti questi cambiamenti. Assolutamente. Quindi riprendiamo un po' il discorso in modo che chi vuole capirci di più lo deve prendere fin dall'inizio, seguire le nostre puntate, il primo quarto d'ora, 20 minuti di ogni trasmissione del martedì sera, lo trovate sul nostro sito internet. Le varie puntate con Ivana Fogo ci fanno ricapire un po' tutto quello che è il percorso di innovazione del PNRR. Partiamo. Sì, abbiamo anche le slide di supporto. Sì, le slide di supporto descrivono bene il DM 77, che è il decreto ministeriale che stabilisce gli standard di assistenza territoriale. Sapete, ricordiamo velocemente la differenza tra l'ospedale, certo, no? L'ospedale, luogo di cura, luogo per acuti, e il territorio, che è tutti i bisogni sociosanitari, sociali e assistenziali che abbiamo noi cittadini comuni nel territorio ogni volta che incrociamo un bisogno di salute. DM 77 è uscito quest'anno, è stato approvato, prima era 71 ma insomma 77, stabilisce proprio tutti i servizi e che standard devono avere e che cosa prevedono. Sono molti. Una parte di questi viene finanziata dal PNRR. Quindi i soldi, le risorse del PNRR vengono in parte utilizzati per queste... Ma ricordiamolo, non per il personale. Non per... allora, voi sapete che il PNRR sono tanti soldi, sono tanti miliardi che arrivano, è suddiviso in 6 missioni. Noi qui parliamo della missione che si occupa della salute, che prevede 15 erotti miliardi per tutta Italia naturalmente, e questi soldi servono proprio per stanziare le strutture che vedremo nella prossima slide, ma le strutture fisiche. Eccole qua. Ecco, queste, vedete, ecco, oggi parleremo di quei 3 capitoli che hanno il quadratino giallo intorno, certo. Ma lì non ci sono strutture fondamentalmente, diciamo che qui si parla soprattutto di personale e questo non viene finanziato dai soldi del PNRR, quindi diciamo qua che è un po' la spina sul fianco. È lo Stato che deve fare la sua parte importante, mentre anche la COT, per esempio, mentre le altre strutture che le leggiamo di corsa, le abbiamo trattate nelle puntate precedenti, ma la COT, che è la centrale operativa territoriale, no? Abbiamo visto, ne dovranno nascere molte, perché è una ogni 100.000 abitanti e quindi insomma importanti. Già ci sono anche qua alcune strutture, già esistono, ma vanno implementate, vanno aumentate in base agli standard previsti dal DM 77, quindi centrale operativa territoriale, l'ospedale di comunità, anche questo l'abbiamo trattato bene in una delle ultime puntate. Questa è fondamentale, questa struttura è una struttura intermedia, in parte ci sono, ci sono già, ma ne devono nascere. Avevamo fatto tutti quei ragionamenti sui numeri, ecco, assolutamente da attenzionare. Altre strutture fondamentali, la casa di comunità, quelle hub che stanno aperte H24 7 giorni su 7, quelle SPOC invece 12 ore al giorno, 5 giorni a settimana il sabato, e sono l'evoluzione delle medicine di gruppo, sia quelle integrate che quelle no, medicine di gruppo e basta, che già esistono, ripeto, in Veneto, ma non così tante come previste dal DM. Poi vabbè, l'assistenza domiciliare, quella integrata, esiste già, e poi vabbè, le RSA, queste già ci sono, certo. non ci sono proposte insomma legate al PNRR, l'hospice che già esiste e l'assistenza domiciliare.
Quindi per oggi trattiamo, allora tutte queste strutture afferiscono al distretto, il distretto che è veramente il nostro punto di riferimento, il punto di riferimento dei cittadini, e lì dentro nelle sue varie articolazioni dovremo trovare tutte questi servizi. Cioè le risposte ai vari bisogni. Ai bisogni che mettono al centro il cittadino, il bisogno del cittadino. Questa parola la troviamo in tantissimi documenti, Ciò che è fondamentale, lo dico proprio adesso qua in premessa, casomai poi lo riprendiamo alla fine, tutte queste strutture e questi servizi sono collegati fra di loro, collaborano, così come noi adesso stiamo dicendo, come previsto dal decreto ministeriale. Devono collaborare fra di loro, devono interagire, perché è la novità insomma, è ben descritto, messo bene in evidenza nel decreto, in questo decreto ministeriale, che ci deve essere anche la flessibilità fra i professionisti, che non dovranno operare ognuno dentro i loro profili professionali, ma che ci deve essere una interazione, un'integrazione, proprio perché i bisogni di ogni singolo cittadino possono anche cambiare nel tempo e trasformarsi. Quindi questa è una novità. La cosa fondamentale è che però tutte queste sono dei segmenti, costituiscono la rete dei servizi, devono esserci tutti. Dovranno essere fatti tutti. Cioè se ne manca uno non Allora se ne manca uno funziona comunque come funziona adesso, ma certamente che va a discapito sostanzialmente della qualità del servizio. Ci troveremo a essere come siamo oggi. Oggi non è che non siamo curati, però se abbiamo un problema cosa facciamo? Quando ci troviamo andiamo in ospedale immediatamente. In realtà noi qui troveremo delle figure professionali e delle strutture che ci danno delle risposte laddove noi abitiamo, perché appunto mettono il cittadino al centro. Oppure un cittadino o la famiglia di un cittadino che si trova in difficoltà e non capisce a che cosa ha diritto, quello che succede oggi. Quello che succede oggi, è vero. Perché anche oggi non è che mancano i servizi, ci sono, non ci sono tutti così come descritti qua, ma molte volte il cittadino non li conosce e non sa come fare e a chi rivolgersi. Ecco, allora questo è quel sistema lì. La dico, non credo che sia un'utopia. Quel sistema lì, se viene attuato così come è scritto, dà delle risposte migliori ai cittadini e io credo faccia anche risparmiare. Quello sarebbe l'auspicabile. E io credo faccia anche, cioè fa spendere meglio le risorse, ecco, che non sono mai sufficienti, che non bastano mai, perché per la salute, ma secondo me così, lo dico. Cioè si afferisce meno ai pronto soccorsi. Certo, c'è una miglior risposta al bisogno che hai, perché potrebbe essere che oggi hai un bisogno, domani si aggrava, oppure si modifica e tu devi, come dire, la sanità deve essere capace di rispondere, di essere flessibile. Qui dentro c'è una grande flessibilità e c'è una grande capacità, così come è descritta. Poi bisogna, ripeto, deve essere attuata tutta. Le strutture finanziate dal PNRR, perché è obbligatorio, perché se no hanno una determinata programmazione e cronologia, e se non vengono attuate i soldi non arrivano. Chiaro. Intanto, quindi qui c'è un obbligo e sono risorse che arriveranno nel 2026, quindi non fra 10 anni, a breve, quindi bisogna imparare. Ecco. E per l'altra parte invece bisogna proprio che lo Stato intervenga, la Regione, il Ministro, ma intervengano e insomma abbiano questi obiettivi davanti e che li portino, e poi lo vedremo insomma adesso andando avanti. Di che cosa sto parlando, perché detta così sembra una mia affermazione, ma adesso noi troveremo i numeri che la supportano. Adesso lo vediamo, infatti, eccolo qua. Partiamo subito, ne abbiamo parlato altre volte. Numero europeo armonizzato. Sì, questo è un nuovo numero, una nuova centrale operativa che ha questo numero 116-117 che si va ad aggiungere agli altri numeri importantissimi. Quindi restano anche quelli. Assolutamente, che sono il 118, però capiamo bene, 118 emergenza, urgenza, ecco, 116-117 risponde, lo vediamo ben descritto lì, risponde ai bisogni di bassa intensità e quindi non urgenti.
non Chiaro. gravi. Non è ancora operativo, No, magari nessuno si attualmente segni questo numero. Non è ancora operativo, non lo è ancora, e sarà un servizio telefonico gratuito attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli standard prevedono, lo vedete scritto, una centrale operativa ogni 1 o 2 milioni di abitanti, quindi per il Veneto sarà da un minimo di 2 a un massimo di 4, perché noi siamo 4 Certo, milioni e 800 abitanti, no? Però bisogna anche qui formare le persone. Certamente, no, sì, assolutamente, qui vanno, perché qui potrà telefonare chiunque, non è più a disposizione solo dei servizi, ma qui potrà telefonare anche il singolo cittadino. Ma chiedendo già un consulto telefonico? Allora, questo numero, adesso vedremo, perché poi dovranno fare anche i regolamenti e si vedrà, ma ripeto, se uno ha un dubbio e non ha trovato, perché poi ci sono anche altre, no, le altre strutture a cui rivolgersi, io dico sempre a chi mi chiede, se tu hai un dubbio e non sai cosa fare, il medico di base è sempre il medico di medicina generale, è sempre la prima porta. A meno che non sia una cosa urgente, per cui chiami il 118 o ti rivolgi in ospedale. Ma qui stiamo parlando soprattutto di problemi legati soprattutto agli anziani, alla non autosufficienza. Allora qui stiamo parlando di cronicità, patologie croniche, e quindi tu hai bisogno di un supporto di varia natura, sia assistenziale, socioassistenziale, ma anche sociale. Allora il primo interlocutore è il medico di medicina generale, ma casomai non si riuscisse a parlare per varie ragioni che le abbiamo anche qua affrontate, no? La carenza, ecco, il distretto. Quello è il distretto, già oggi deve essere il nostro punto di riferimento. Io mi sono resa conto che moltissime persone non lo conoscono, e se hanno un problema, ma legato magari a una mamma anziana, se hanno bisogno per esempio chiedere qualche informazione sulle case di riposo. Ma il distretto dove si trova? Anch'io sono ignorante. Ci sono dappertutto nelle nostre e ha un numero telefonico? Così. Hanno numeri telefonici, basta adesso. Capisco che magari le persone anziane non sono abituate, no? Certo. Ecco, di solito è il medico di base che dà gli indirizzi, indirizza. Ma insomma, se uno ha voglia di capire come fare, basta andare nei siti delle varie ULSS, si trova tutto oggi, tutto. Numero di telefono, si telefona e si chiede informazioni, distretti, perché durante il periodo della pandemia erano luoghi chiusi e si entrava solo su appuntamento, per ovvie ragioni, ma oggi insomma uno va lì, fa un po' di fila e trova insomma la risposta. Certo, non può essere così. Tutto questo sistema serve proprio per indirizzare la persona. Ecco. Quindi, dicevo, questo numero invece europeo, uno al limite può anche telefonare, perché quando sarà attivo, perché gli operatori che saranno formati opportunamente saranno o sanitari o anche tecnico-amministrativi, perché delle volte puoi avere anche un bisogno, e loro trasferiranno la chiamata in quel momento al servizio di cui tu hai bisogno, perché saranno collegati con tutte le strutture. Dicono anche nazionali, il decreto dice anche nazionali, per cui penso forse anche con la protezione civile, ma soprattutto con le strutture territoriali, che sono, come dicevamo prima, i distretti, le centrali operative territoriali, le case di comunità, quindi è tutto collegato. Daranno delle indicazioni. Certamente io non posso telefonare a questo numero per chiedere se la medicina che sto prendendo va bene. Questo è un consulto diverso. Questo è un consulto diverso. Potranno magari indirizzare anche loro stessi, perché per esempio loro saranno collegati anche con tutte le strutture di emergenza-urgenza, no? Ecco, quindi con il 118 e anche intercettano il 118 e il 112, quindi saranno davvero, insomma, se uno non sa come fare, chiede,
questo è, ripeto, è importante capirlo, non urgenza. Chiaro, no. L'urgenza sempre il 118 Perfetto. o il 112. Vediamo subito okay? dopo. Lì poi c'erano anche vabbè, l'abbiamo già detto, insomma si raccordano con tutte le strutture e quindi insomma c'erano tutti i loro interventi. È una novità questa, è un numero che è stato creato da delle decisioni prese dalla Commissione europea, per questo si chiama numero europeo armonizzato, già nel 2007 e poi è stato anche deciso come le linee guida, diciamo, nel 2009, sempre dall'Europa, e poi in Italia con l'accordo Stato-Regioni. Perfetto, andiamo con lo successivo, che ho paura che non ce la facciamo a spiegare tutto. Andiamo avanti, ecco sì, dopo della centrale operativa c'è l'unità, è un nome bruttissimo, però invece UCA. Unità di continuità assistenziale. Chi sono? Sono delle equip mobili distrettuali che si muovono, vanno anche a domicilio, formate da un medico e da un infermiere di famiglia, uno ogni 100.000 abitanti. Okay? Noi le abbiamo conosciute, non si chiamavano UCA, si chiamavano USCA, sono nate diciamo, durante la pandemia e il Covid ed erano formate tutte da medici di medicina generale, di base, insomma, oppure medici, oppure anche specializzandi, che si recavano a domicilio per fare o le visite o quando finalmente ci si è trovata la strada, oppure le vaccinazioni a domicilio per i pazienti fragili, oppure dentro alle RSA. Sono stati un grande aiuto, perché le vaccinazioni oppure le visite a domicilio in quel periodo, quando si è deciso di poterle fare, bisognava andare in due, perché c'era tutto un problema legato insomma, alla vestizione, alla svesima, ecco. E lì gli USCA hanno fatto davvero la differenza e gli UCA sono una commutazione. È stato deciso, vista la loro grande utilità, con una legge, la 234 del 2021, quindi recentissima, un anno fa, 30-12, si sono proprio ratificati perché hanno visto che sono stati di una grande utilità e queste equip, ripeto, formate anche da un infermiere, afferiscono sempre il distretto. La loro sede è la casa di comunità Hub, quella che sta aperta 12 ore, scusate, 24 ore per 7 giorni, e lì sono anche dal punto di vista organizzativo, no? Ecco, loro devono, come è scritto nel DM, devono essere dotati di strutture che consentano, di infrastrutture, insomma, di collegarsi online, perché possono usare la telemedicina, sono in contatto con le centrali operative territoriali, quindi un grande scambio di informazioni, quello che dicevo prima, devono avere delle strumentazioni di primo livello con dispositivi medici che si portano, inclusi anche quelli diagnostici, per cui loro possono anche fare qualche esame anche in collegamento con i centri. E in collegamento poi attraverso la telemedicina la inviano alle varie strutture con le quali loro sono in contatto, aspettano i referti e in questo interloquiscono anche con lo specialista. Per questo dico, sono fondamentali tutti questi segmenti, no? Perché invece che prendere una persona, portarla qui tu inquadri un percorso, decidi una strada e una strategia condivisa, se si tratta di un paziente a domicilio, con i caregiver, con i familiari, con le persone. Ed è chiaro che tutto diventa, insomma, più semplice per tutti. Collaborano naturalmente con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta, e poi saranno, così come è scritto nella legge, potranno essere utilizzati così come lo sono stati nella presa in carico dei pazienti durante i focolai epidemici. Insomma, l'abbiamo visto, no? Nel Covid, lì oltre che fare anche poi tutto un lavoro anche di prevenzione. Infatti loro collaborano molto con il Dipartimento di Prevenzione, no? Perché come è stato durante il Covid. Quindi anche nell'ambito sociale, vedo. Sì, diciamo sì, anche nell'ambito sociale, ovviamente,
che è sempre un po' dimenticato, no? Esatto, L'ambito infatti dopo che sociale è notavo sempre che- più... siamo molto focalizzati, la pandemia in questo purtroppo ci ha un po' messi, ci ha scoperti un po', no? Che noi siamo sempre molto attenti alle questioni sanitarie e sociosanitarie, ma qui c'è anche tanto di sociale, ovviamente, no? Ecco, e oltre naturalmente possono essere impiegati anche in varie, anche per la formazione, per l'educazione, anche nelle scuole, per esempio, questo è no? importantissimo. Anche nelle scuole, oppure anche molto banalmente anche d'estate per le ondate di calore, che anche là, insomma, sono... Sì, Quindi infatti. davvero, insomma, è la sanità, la salute, l'assistenza che entra nelle case dei cittadini, che sta vicino ai cittadini. Questa no? e fa sempre parte di queste... Sempre parte del decreto, sempre stabilito dal decreto ministeriale 77, che ha preso diciamo, quel servizio che era nato durante la pandemia, Certo. a supporto del domicilio e dei medici di base, vi ricordate, no? Che resteranno però o no? Sì, Sono quelli come? importanti, no, infatti perché I da medici tutto di questo... medicina generale dentro a tutta questa parte, hanno un ruolo fondamentale perché li troviamo dentro alle case della comunità, insomma, e questi comunque sono anche questi magari medici di medicina generale, cioè che hanno fatto quella specialità, no? Potrebbero quel essere sempre percorso. loro, perfetto. Certamente, per questo, tornando ai vari discorsi che abbiamo fatto quando abbiamo trattato il problema della carenza dei medici di medicina generale e anche delle borse di studio e il numero, no? Noi abbiamo detto ne servono tanti. Bisognava partire prima, ma tanto questa cosa l'abbiamo ripetuta. Esatto. Ecco, ma detto questo, preso atto di questo, bisogna investire. In questo caso non sono soldi del PNRR, ma sono soldi della Regione e dello Stato. Chiaro. Siamo arrivati alla chiusura, con una battuta di chiusura proprio. Mamma mia, gli infermieri ma il tempo non ci Va consente. bene, faccio solo un salto agli infermieri di famiglia e di comunità. Questa è una nuova figura che anche questa nasce come esigenza con la pandemia. Mi preme sottolineare questo, vedete dalla slide, un infermiere di famiglia ogni 3.000 abitanti. Questo significa in termini numerici che per la regione, per il Veneto, no? Che abbiamo 4.800.000 abitanti, significherebbero 1.618 infermieri e per quel che riguarda per esempio l'ULSS 6 che è la nostra, 310. Allora, questi sono numeri importanti. Qui nel DM 77 non si dice che questi 1.600 devono essere tutti in aggiunta ma si dice che tutti gli infermieri anche attuali che si occupano dell'assistenza domiciliare integrata diventano infermieri. Quindi non ne corrono nuovi, ma verranno integrati in questi. Ne occorrono molti di nuovi, non tutti questi, ma molti di nuovi. Quindi, a dirla concludendo, alla fine di tutto questo percorso noi dobbiamo dire questo, noi ci crediamo, pensiamo che questo sia un buon percorso, la CGIL e lo SPI in particolare, che siamo i pensionati, per noi queste insomma sono assolutamente strutture alle quali abbiamo dato un giudizio positivo, si poteva fare meglio, ma insomma chiediamo però insieme anche agli altri organizzazioni sindacali, in questo siamo unitari, che queste strutture vengano fatte. Fatte vuol dire finanziate. Esatto, perché altrimenti e il personale deve essere programmato il percorso formativo con le università, programmate il numero delle borse di studio adeguate, quindi programmate anche le risorse da parte della Regione. Se mancano questi tasselli, questa è un'occasione troppo importante, il PNRR davvero ci dà un'opportunità Bisogna quindi grande. che assolutamente le istituzioni provvedano. Assolutamente, ecco. noi vigileremo. Vigileremo allora Ivana Fogo, grazie di questa spiegazione, sono cose complesse ma a forza di parlarne si comprenderanno sempre di più. Io naturalmente ringrazio i nostri telespettatori, vi lascio subito alla pubblicità, poi ritorniamo in studio perché continuano le nostre interviste nella trasmissione, tra poco.